San Giuliano, il Patriarcato di Venezia è ancora al centro di polemiche con un volantino anonimo contro Monsignor Moraglia. Sabato 2 febbraio il corteo dei parrocchiani che rivogliono Donda Antiga. È stata ritrovata a Venezia in un appartamento di Dorsoduro Jessica Garofalo, la quindicenne scomparsa una decina di giorni fa da Bolzano. Hanno trovato il lieto fine gli appelli della mamma. Mose posata all'ultima delle paratoie questa mattina alla bocca di porto del Lido Sud, impianto dunque ultimato ma le barriere ancora non sono in grado di alzarsi. Negli ospedali del Veneziano c'è grave carenza del personale sanitario, la denuncia del direttore generale Dalben che auspica nell'autonomia per una riforma del sistema. È boom di richieste per quota 100, molti dipendenti pubblici, mentre il lavoro privato, specie quello manuale e pesante, risulta penalizzato dai numeri. Auto fuori strada all'incrocio di Pianiga, famiglia illesa, la bimba di 3 anni dopo l'incidente non vuole più salire in auto e disegna lo shock vissuto in quei drammatici istanti. Azienda trevigiana dona 60 motoseghe alla protezione civile regionale in segno di aiuto alle popolazioni della montagna finite in ginocchio dopo il maltempo di fine ottobre scorso. Ben ritrovati e buonasera, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo dunque con le polemiche che vedono al centro San Giuliano e il Patriarcato. Nel prossimo servizio cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Nelle ultime ore nella chiesa di San Giuliano a Venezia e dintorni sono stati affissi alcuni volantini con accuse nei confronti di sacerdoti e di presunta ignavia e inerzia da parte del patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia. Episodio che ha indotto il patriarcato a sporgere denuncia a querela per diffamazione nei confronti di ignoti. Il contenuto, si legge in una nota del patriarcato, è altamente lesivo della reputazione dei soggetti coinvolti, con affermazioni gravemente diffamatorie e destituite di ogni fondamento nei confronti del patriarca di Venezia e altresì gravemente offensive della reputazione di sacerdoti esplicitamente indicati con nome e cognome. Il fatto è stato prontamente segnalato alla Procura della Repubblica. Lo scorso dicembre la parrocchia di San Giuliano è stata al centro delle cronache per la decisione di spostare il parroco, Don Massimiliano d'Antiga. C'era stata una vera e propria rivolta da parte dei fedeli che inviarono anche 500 lettere al Papa e decisero di incontrare il patriarca. Io lo mando dove è possibile confessare e abbiamo bisogno di confessioni, dove si celebra l'Eucarestia, che è la cosa più grande che un prete che possa fare, nella chiesa maggiore della diocesi, che è la cattedrale di San Marco. E le dico anche un'altra cosa, non lontano da dove era prima, con la possibilità, scusate, con la possibilità di seguire il gruppo dei genitori che hanno giovani in cielo, cosa che è stata detto subito a tutti già domenica sera. Nonostante il patriarca avesse assicurato ai fedeli che Don D'Antiga poteva continuare a seguire il gruppo dei genitori con i figli in cielo, ad oggi non si sono ancora rassegnati di averlo perso. Per questo sabato 2 febbraio faranno una manifestazione pacifica in segno di ulteriore protesta. Il ritrovo sarà alle 15 a San Giuliano per poi andare insieme davanti alla sede del patriarcato. E adesso il lieto fine nella vicenda della scomparsa della giovane di Bolzano, finalmente una buona notizia per la madre che aveva lanciato tanti appelli per ritrovare la sua bambina. È stata ritrovata a Venezia in un appartamento di Dorsoduro Jessica Garofalo, la quindicenne scomparsa una decina di giorni fa da Bolzano. A lanciare l'appello sui social era stata sabato scorso la madre Natasha Grumser, quando la giovane mancava da casa già da diversi giorni. È scomparsa con un ragazzo, denunciava la donna, e potrebbe essere insieme ad altri coetanei. Sospetto poi rivelatosi vero. Nell'alloggio dove è stata rintracciata dalle forze dell'ordine si trovavano infatti altri 4 minorenni, 3 ragazzi di origine macedone e un'altra italiana. Erano partiti tutti insieme da Bolzano, fuggendo dalle rispettive famiglie. I ragazzi sono stati affidati agli agenti della questura del capoluogo altoatesino che li accompagneranno a riabbracciare i loro cari. Un'indagine è stata aperta per capire il motivo della fuga dei ragazzi. La mia Jessica è stata finalmente ritrovata, ha annunciato la madre su Facebook tra la commozione dei suoi contatti. Grazie a tutti di essermi stata vicino. Parliamo ora di Mose, perché quella che in altre circostanze sarebbe stata una data storica si è trasformata in un appuntamento quasi clandestino.
L'ultima paratoia del Mose è stata posata alle 5 di questa mattina, lontano dagli sguardi di politici e giornalisti, senza tagli di nastri né squilli di fanfare. La 78esima e ultima paratoia è situata nella bocca di porto di Lido Sud, sul canale di San Nicolò. Come le altre 19 di questo tratto di barriera, è lunga circa 27 metri, larga 20 e spessa 4 e pesa esattamente 282 tonnellate. Il sistema di difesa della laguna dalle acque alte è così completato nella sua parte meccanica. Le barriere non sono però in grado di alzarsi perché deve ancora essere implementato il sistema di comando e movimentazione. A 16 anni dall'avvio del cantiere l'opera è dunque tutt'altro che finita e nessuno ha voglia di festeggiare. Non il governo, non il provveditorato alle opere pubbliche, non il consorzio Venezia Nuova. E meno di tutti l'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan, intervistato dal Corriere Veneto, dalle cui righe esprime tutta la sua amarezza intorno all'opera che gli è costata alcuni mesi di carcere e la fine di una carriera politica. Non mi fa né caldo né freddo, commenta, spero solo che sarà utile. Una cosa però devo riconoscere al mio amico nemico Cacciari, la concessione unica è stata una grande porcheria. Questo me lo rimprovero dal punto di vista culturale e avrei voluto avere l'occasione di dirlo in aula. Parliamo ora di sanità. Il direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima, Giuseppe Dalben, denuncia la carenza di personale medico ed infermieristico e si appella all'autonomia del Veneto per una riforma del sistema. I servizi sanitari nel veneziano a rischio a causa della gravissima carenza di personale specialistico a fronte delle autorizzazioni concesse dalla Regione, insufficienza che arriva fino a quasi il 10% per medici e infermieri. È proprio così, a fronte di 432 autorizzazioni che la Regione ci ha dato come azienda 3 Serenissima al 31 dicembre del 2018, ne abbiamo soddisfatte una piccola parte, ne abbiamo soddisfatte 150, ce ne mancano ben 279. Di questi 279, 128 sono medici e 130 sono infermieri, quindi numeri importanti, numeri che ci preoccupano e che ci fanno, come dire, percorrere tutte quelle che sono le possibilità che la normativa ci dà per garantire i servizi, però il problema c'è ed è molto grave. Situazione che potrebbe aggravarsi anche per i prepensionamenti dovuti alla cosiddetta quota 100. Noi abbiamo fatto una prima stima per capire quanto potrebbe essere il personale interessato, abbiamo fatto una stima di 200 persone che hanno i requisiti in questo momento per accedere a quota 100, poi dovremmo vedere quante di queste 200 persone effettivamente usufruiranno di questa possibilità. Ecco che allora l'ULSS veneziana corre ai ripari per garantire i servizi, assume a tempo determinato i medici liberi professionisti, cioè non dipendenti dall'azienda ospedaliera. Di seguito i settori con le maggiori criticità. L'anestesia e rianimazione. Poi abbiamo dei grossi problemi con il pronto soccorso, dei grossi problemi con gli ortopedici, con i radiologi, con i pediatri. Direi quasi tutte le specialità hanno difficoltà, ma in particolare queste. Azienda ospedaliera che auspica presto nell'attuazione dell'autonomia del Veneto per un miglior reclutamento della procedura concorsuale e della formazione dei medici, solo per citare alcuni dei punti normativi da modificare. L'autonomia potrebbe darci una mano in questo senso, sviluppando dei percorsi che ci consentono una maggior flessibilità nelle assunzioni e quindi nel garantire i servizi. Carenza di personale evidenziata anche dal direttore generale dell'ULSS 3 Veneto Orientale. Nessun taglio di personale, i soldi per nuove assunzioni ci sono, come non mancano le autorizzazioni regionali, eppure le criticità legate alla carenza di personale medico, infermieristico, OSS si fanno sentire anche nell'ULSS 4, in un momento in cui l'azienda sta crescendo, fornendo sempre più servizi in termini di qualità e quantità. Il problema si riscontra al momento dei concorsi che il più delle volte vanno a vuoto. Le cause di questo, spiega il direttore generale Bramezza, vanno ricercate nelle passate politiche. Da parte dei governi passati non è stata fatta una giusta programmazione, ci sono i medici in Italia laureati, solo che purtroppo per poter lavorare nel pubblico possono farlo solo se hanno una specializzazione e le borse di studio date nelle università per le specializzazioni sono troppo poche. 60-70 i posti nell'ULSS 4 che si fatica a coprire.
Nonostante una settantina di selezioni a vario titolo svolte nell'anno 2018, abbiamo questi 60-70 posti che non riusciamo a coprire, soprattutto ginecologi, pediatri, anestesisti, radiologi. Carenza che riguarda anche i medici di base, attualmente 143 nell'ULSS 4, con una mancanza di 3-4 unità, in particolar modo nell'area iesolana. Ci si dovrà abituare tra qualche anno, spiega il direttore Bramezza, ad un medico di famiglia non più sotto casa. Intanto alle porte c'è anche la stagione estiva che nell'ULSS, con le sue località di vacanza, significa la necessità di almeno una 60-80 di professionisti in più. In tutto questo non si può ignorare quello che accadrà con i pensionamenti grazie alla quota 100. Alle 95 persone appena andate in pensione si potrebbero aggiungere un'ottantina di potenziali dipendenti. È alla luce di queste criticità che il direttore generale rivolge un invito ai cittadini. Se qualcosa non va, dice segnalatemelo, però. A questo personale sociosanitario bisogna volergli bene, bisogna collaborare con loro, bisogna farli sentire parte integrante della nostra comunità, perché senza di loro questa comunità non può sopravvivere. E boom di richieste per quota 100, ma molti lavoratori convinti di aver diritto alla pensione anticipata stanno andando incontro ad un'amara delusione. Sportelli della CGIL presi d'assalto da lavoratori ultra sessantenni che chiedono di andare in pensione con quota 100. In queste ore sta accadendo proprio l'invasione dei potenziali aventi diritto o comunque delle persone che hanno ascoltato i telegiornali, gli organi di stampa in queste ore e che ovviamente sono tutti quanti molto curiosi di capire se da una parte possono avere una risposta concreta, reale in ambito pensionistico. Ad alcuni, come dire, siamo costretti a dire che purtroppo non sarà così. Nel meccanismo dei 62 anni di età più 38 di contributi, spiegano dal sindacato, statisticamente ricadono molti dipendenti pubblici, mentre il lavoro privato, specie quello manuale e pesante, risulta penalizzato dai numeri. Mediamente è il mondo dei lavoratori operai, che sono quelli che appunto hanno iniziato magari prima con il lavoro, ma che appunto non si trovano esclusi. Non solo. Anche chi ha raggiunto l'età giusta rischia di andare incontro alla brutta sorpresa una volta contattato lo sportello. Io magari ho 62 anni, per cui penso, se ho lavorato una vita, penso di poter andare in pensione, poi mi rendo conto che la mia stagionalità non mi permette di avere i 38 anni di contributi con cui andare in pensione. Pensiamo a tutto l'agroalimentare, pensiamo ad altri settori, commercio, che come dire, hanno una stagionalità e quindi i lavoratori e le lavoratrici non avranno questa possibilità. Quota 100, sostengono dalla CGIL, è dunque solo un palliativo. Serve una vera riforma delle pensioni che superi definitivamente la Fornero. Una nuova fase di intenso maltempo sta per interessare il Veneto, con precipitazioni estese e persistenti, con quantitativi abbondanti e nevicate consistenti, specie in quota, forti venti meridionali in quota e a tratti su costa e pianura limitrofa. Sulla base di queste previsioni emesse dall'ARPAV, la Protezione Civile regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica in alcune aree del territorio e per vento forte in altre zone, dalle 6 del 1 febbraio alle 14 del 2 febbraio. E ancora disagi oggi sulla linea ferroviaria Bassano-Venezia. Ancora una giornata di passione per i pendolari della linea ferroviaria Bassano-Venezia. Dopo il guasto di ieri ai sistemi di circolazione alla stazione veneziana di Santa Lucia e le conseguenti cancellazioni di corse, alle 6:40 di oggi si è registrato un nuovo problema tecnico, questa volta ad un passaggio a livello tra Bassano e Castelfranco, che ha letteralmente mandato in tilt il sistema e rallentato la circolazione dei convogli. Il problema sarebbe stato causato da un veicolo che avrebbe di fatto bloccato il passaggio, provocando anche in questo caso ritardi e cancellazioni, il tutto in un orario di punta. I convogli hanno infatti accumulato fino a 30 minuti di ritardo e alcune corse sono state soppresse. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con le notizie dal veneziano per tornare a parlare del maltempo che a fine ottobre ha colpito la nostra regione. Insieme all'assessore regionale Bottaccin facciamo il punto sulla situazione mentre continuano le iniziative di solidarietà.
Da oggi la Protezione Civile regionale avrà 60 nuove motoseghe. Sono state donate da un'azienda di Castelfranco come sostegno alle località colpite dal maltempo lo scorso novembre. Siamo veneti e viviamo nel territorio. Ovviamente il territorio veneto, il bellunese in particolare, è stato colpito da una situazione di maltempo molto grave e siccome noi questo prodotto facciamo prodotti per il giardinaggio e in particolare facciamo anche motoseghe, era il prodotto che è stato forse più consumato nell'emergenza e di conseguenza è un aiuto per diciamo, sopperire a questi consumi andando incontro a chi ne ha usato per fare il bene nostro. A Belluno vengono assegnate 8 motoseghe. Gli attrezzi sono stati distribuiti a varie organizzazioni della Protezione Civile che stanno operando per contribuire all'attività di ripristino delle aree boschive del territorio e per il recupero del legno, lavoro che deve essere ancora svolto nell'immediato e soprattutto nei prossimi mesi. Alla consegna era presente anche l'assessore regionale alla Protezione Civile che ha fatto il punto della situazione. La situazione diciamo che è complessa, ma lo sapevamo fin dalle prime ore, no? Il capo dipartimento della Protezione Civile aveva definito lo scenario apocalittico e stiamo parlando del capo dipartimento, quindi uno abituato a vedere scenari complessi. Abbiamo ripristinato l'energia elettrica e la viabilità, apparentemente sembrerebbe tutto tornato normale, non è così, l'abbiamo detto fin dalle prime ore, abbiamo una serie di frane e di rischi idrogeologici nuovi da monitorare e da gestire, abbiamo tutta una viabilità secondaria da ripristinare, abbiamo 28.000 ettari di alberi schiantati che in alcuni casi non possiamo rimuovere subito perché gli alberi schiantati fanno da paravalanghe, abbiamo siti valanghivi nuovi che stiamo monitorando, anche questa mattina c'è stata una riunione in prefettura a Belluno per gestire la nevicata che ci sarà fra giovedì e venerdì, quindi stiamo cercando di gestire tutto al meglio sapendo che se abbiamo avuto 600 milioni di euro di danni sulla viabilità e sulle opere di difesa del suolo, vuol dire che la soluzione di tutti i problemi non può esserci nel giro di un mese, neanche 2, ma ci vorranno un paio d'anni. Beni confiscati alla mafia. Don Luigi Ciotti ha incontrato i giovani allo IUSV per affrontare l'argomento e i risultati di alcune ricerche con dati poco confortanti. Sanno che la mafia esiste anche in Veneto, anche se ritengono sia più diffusa al sud, ma la maggior parte dei giovani dichiara che questo non condiziona la vita della comunità a cui appartengono né il senso di sicurezza sociale. Anche questo è emerso dalla ricerca del Centro Studi Universitari di Studi e Ricerche in Scienze Criminologiche e Vittimologia di IUSV, presentata da Don Ciotti insieme a un'altra ricerca svolta dall'Associazione Libera. Fondamentale il tema della legalità e del suo significato. La legalità diventa una parola di vita, che vuol dire poi politiche sociali, servizi, vuol dire scuola, vuol dire cultura, vuol dire proprio una maggiore attenzione alla vita dei giovani, se no diventa una parola astratta. Allora salviamo la parola legalità alla responsabilità, che viene molto prima, dobbiamo essere responsabili per rispettare quelle leggi, se non va bene per impegnarci per poterle cambiare. Poi è certamente importante, le leggi devono tutelare i diritti, non i poteri delle persone o i privilegi. Le leggi devono garantire l'uguaglianza, la dignità, la libertà della gente. Don Ciotti ha affrontato insieme ai ragazzi anche la questione dei beni confiscati alla mafia. L'inquietudine da parte di molti di noi è sulla vendita all'asta a privati dei beni. Noi lottiamo perché sia l'estrema ratio, ma a privati la vendita eccetera, perché loro sono molto capaci di camuffare, di dare prestamento, società di comodo. Qualcuno semplifica dicendo sì, ma intanto poi li riprendiamo. No, ma parliamoci chiaro, facciamo in modo di essere più chiari, più forti, più trasparenti, e quindi in questo senso c'è un nostro impegno, essendo quella legge è stata voluta da 1 milione di persone, proposta dai deputati, ma 1 milione di persone, e già allora noi parlavamo dell'estrema ratio, resti l'estrema ratio, siamo preoccupati della vendita a privati all'asta.
Un'ultima notizia che riguarda l'autonomia con le dichiarazioni del Premier Conte. Il governo ha detto lavora seriamente sull'autonomia delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ma deve salvaguardare la coesione nazionale e sociale. C'è un problema, ha spiegato Conte, dobbiamo stare attenti che su passaggi e competenze strategiche a livello nazionale ci sia la possibilità di conservare una visione strategica e un'efficacia operativa. Conte poi ricorda l'impegno del prossimo 15 febbraio con i governatori delle 3 regioni interessate. È tutto, vi ricordo l'appuntamento con 20:10, puntata condotta dal nostro direttore Luigi Baccialli, ospite in studio il professor Mario Bertolissi, costituzionalista. Grazie per l'attenzione, vi lascio previsione del tempo, buona serata. Unique Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso sin dal mattino, con possibili schiarite nell'arco della giornata. Non si escludono nevicate sui confini alpini, possibili un po' su tutte le province e localmente anche abbondanti. Temperature minime comprese tra i -2 e -1 grado, massime comprese tra i 4 e i 7 gradi. Vediamo che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, con possibili precipitazioni lungo la costa. Temperature minime comprese tra gli 0 e 2 gradi, massime comprese tra i 5 e i 7 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Il cielo si presenterà molto nuvoloso su tutti i settori, con possibili deboli rovesci di neve a livello locale. Temperature minime oscillanti tra i -3 e -2 gradi, massime comprese tra gli 1 e i 2 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Unique Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.